Professor Bruno, comincio io. Sono molte le preoccupazioni. Noi abbiamo assistito qui a uno scorcio di futuro con la robotica che sta diventando allontaniamoci dalle casse. Ecco, noi qui stiamo vedendo degli scorci di futuro che un po' spaventano, perché forse le persone, come ha detto la professoressa Ficuccello, non sono pronte ad accettare l'errore da parte di un robot. Forse l'errore umano è ancora comprensibile, ma una macchina che sbaglia no. Io rispondo indirettamente. Noi ci mettiamo alla guida di un autoveicolo senza conoscere per deformazione professionale dovrei dire il modello dinamico, senza consultare il manuale di istruzioni, e semplicemente perché ci sentiamo confidenti, cioè ci sediamo al volante e ci mettiamo alla guida. Nessuno magari si preoccupa di pensare a quella che è la sicurezza dell'autoveicolo, nessuno pensa mai al fatto che mentre in questo momento purtroppo c'è un incidente e ci sta qualcuno che muore per le strade, no? Allora io mi chiedo il perché mai nel momento in cui alla Volkswagen, al Wolfsburg, 6-7 mesi fa ci fu un incidente per cui un operaio perse la vita per un errore di installazione di un robot, e questo fece notizia, fece scalpore, e tutti quanti, come a Napoli c'è un'espressione, diciamo, di inzuppare il pane, nel senso di proprio di dire, cioè in maniera molto demagogica, dice no, la robotica, l'automazione è pericolosa per l'uomo, porta via posti di lavoro, guarda, è stato l'operaio, diciamo, che è morto, no? Quando invece nello stesso momento in cui è successo questo incidente, no? Per le strade muoiono centinaia di persone. Sì. Pensiamo alle persone che lavorano nei cantieri edili. In Italia muore ogni giorno una persona, punto 4, per incidente nei cantieri edili. Perché mai non dovrei utilizzare un robot? Allora è chiaro che sinora la percezione è stata quella di utilizzare il robot solo al posto dei lavori pericolosi o i lavori alienanti. Però non è solo questo, perché le presentazioni di questa mattina ci hanno mostrato una serie di applicazioni, di scenari che sono tutto sommato molto distanti dalla percezione solita della robotica associata all'automazione industriale, al manufacturing. Noi abbiamo visto, diciamo, robot in ambienti cosiddetti antropici, cioè coabitati con gli esseri umani. Quello che probabilmente spaventa ancora un pochettino le persone comuni è anche forse l'aspetto del robot, nel senso che noi abbiamo una maggiore forse dimestichezza, parlo soprattutto della società occidentale, non so se Andrea, Daniele e lo stesso Giancarlo sono d'accordo con questa, diciamo, visione, col fatto che la macchina debba essere macchina, cioè noi abbiamo molto più confidenza con uno smartphone, con un tablet, perché? Perché è un gadget tecnologico che in qualche modo è complementare al nostro mondo. Ma nel momento in cui mi rendo conto che da un punto di vista sociale, medico, assistivo, riabilitativo, la macchina, il robot, debba invece avere le sembianze umane, antropomorfe, debba avere le sembianze zoomorfe, tipo i robot che vengono utilizzati nella riabilitazione dei bambini per la cura delle forme precoci di autismo nei bambini. Bene, in quel caso diciamo, l'accettabilità è già aumentata, è già maggiore di quello che poteva essere 10 anni fa, quando da un lato c'erano i giapponesi che con il loro tessuto sociale, con il loro shintoismo, hanno sempre creduto che la macchina abbia un'anima e quindi la macchina debba avere un aspetto esteriore pari a quello dell'essere umano o di un animale. In realtà questo diciamo, sta cambiando progressivamente, quindi abbiamo sempre maggiore dimestichezza a confrontarci con delle macchine che possono avere anche, diciamo, un aspetto e quindi funzioni umane. Non siamo tanto lontani da un futuro in cui potremmo avere diciamo, delle macchine, come si dice in inglese, sentient machines,
cioè delle macchine che siano talmente intelligenti e talmente in grado di elaborare in tempo reale, grazie al learning, all'apprendimento, quelle che sono le informazioni, al punto di sviluppare dei sentimenti, nel senso che così come io posso trattare meglio una persona di un'altra, perché ad esempio mi è più simpatica e quindi diciamo, ci sono delle relazioni amicali o meno amicali tra le persone, ci saranno delle relazioni più o meno friendly tra una macchina e un essere umano. È stato detto proprio nella relazione di Daniele, se ricordo bene, diciamo, tra una macchina e un essere umano o tra una macchina e una macchina, nel senso che un robot può preferire un altro robot o può preferire un'altra persona invece così, quindi questo è un qualche cosa che diciamo che inevitabilmente accadrà e a mio avviso, lo dicevo nell'intervista a Sky poc'anzi, alcuni di noi siamo reduci, la settimana scorsa c'è stato il secondo appuntamento importante. Noi abbiamo 2 convegni mondiali importanti, uno che si tiene in primavera e l'altro che si tiene in autunno. La settimana scorsa parecchi di noi eravamo a Madrid, infatti questo ha un pochettino interferito con lo scouting dei laboratori di ricerca europei che abbiamo invitato a venire a Roma al Maker Faire, perché era esattamente la settimana dopo e quindi chiaramente cioè, dal momento che c'è uno sforzo diciamo, non solo economico ma proprio di risorse nel mandare un team, spedire tutte diciamo, le attrezzature, quindi abbiamo avuto un pochettino di interferenza, cioè nonostante personalmente sono soddisfatto perché abbiamo 15 laboratori di ricerca europei. Dicevo, la settimana scorsa 4.000 delegati circa al convegno AIROS che si è tenuto a Madrid, per carità è stato interessante perché abbiamo visto gli ultimi aggiornamenti così, però tutto sommato non vorrei diciamo, essere blasfemo, io mi sono annoiato, nel senso che pur avendo visto le cose più avanzate, alla fine in effetti come si dice ce la cantavamo e ce la suonavamo, nel senso che diventa una comunità ristretta di esperti che competono in maniera sana nel presentare le cose più avanzate. Abbiamo visto veramente delle cose, c'era una manina presentata in uno dei progetti di ricerca e poi diciamo, la stampa molte volte tende a manipolare questa informazione perché c'era uno dei progetti di robotica per la logistica dei supermercati e c'era una nuova mano che avevano sviluppato i colleghi della Vanvitelli, dell'Università della Campania, e dal momento che questa può avere un impatto diciamo, commerciale elevato in società tipo Amazon, il giorno dopo sul Corriere Innovazione hanno scritto che Jeff Bezos, il CEO di Amazon, si era già innamorato di questa mano e che evidentemente durante la notte aveva telefonato, aveva chiamato questi ricercatori. Per carità, va tutto bene, però diciamo, at the end of the day, come sono solito dire, alla fine ci si diverte più in un'occasione come il Maker Faire, in cui c'è questa forte contaminazione, perché qua ci sono i nativi digitali, ci sono i genitori dei nativi digitali che svolgono un processo fondamentale in questa osmosi e c'è questo fatto, appunto ci sono gli studenti, io ho riconosciuto anche alcuni dei miei studenti che sono venuti oggi qui al Maker, perché c'è dagli sviluppatori a chi fa ricerca, chi fa prototipo e poi c'è l'impatto mediatico sul pubblico che è notevole, quindi da parte mia cioè, ben vengano occasioni come queste e secondo me queste sono occasioni molto importanti non solo per la ricerca per sé, per la nostra comunità scientifica, ma proprio per la mission che noi giochiamo in un settore a elevato gradiente tecnologico come quello della robotica e dell'intelligenza artificiale. Allora, noi giornalisti colpevoli, mi dichiaro colpevole non dei titoli. Stampa e stampa, ci sono media e media. I titoli di solito servono per richiamare l'attenzione, essere più accattivanti, a volte sono fuorvianti e mi rendo conto che può essere un problema. Però due questioni, quando noi parliamo di robotica e tecnologia, una è questa che lei ha affrontato, posti di lavoro, nuove occasioni per i giovani, un'altra questione è che riguarda soprattutto quello di cui abbiamo parlato oggi, chirurgia, medicina, il problema etico, il problema della salute delle persone, della propria privacy, della tutela della privacy e del mondo verso cui stiamo andando incontro. Qual è la percezione del mondo scientifico su queste problematiche? L'ha messo in evidenza in maniera brillante Giancarlo,
cioè il dialogo attuale, pensando proprio alla chirurgia robotica, no? E anche nell'intervento di Fanni c'era questo fatto dei livelli di autonomia, cioè è chiaro che io posso passare dal livello 0, che è quello del Da Vinci, cioè del paradigma della telemanipolazione, fino all'operazione completamente autonoma, no? Allora il fatto, cioè io per esperienza ora da 3-4 anni interagisco con i chirurghi del centro Icaros e a volte frequento, diciamo, il policlinico e ci sono pazienti in attesa di essere operati, dice ma mi opera il chirurgo o mi opera il robot, no? Nel senso che c'è questo pericolo, no? Questo fatto così. In realtà, diciamo, così come il chirurgo 10 anni fa, 15 anni fa aveva uno strumento laparoscopico che gli consentiva di fare una chirurgia minimamente invasiva rispetto diciamo, a quella open, altrettanto ha una console che attualmente ha la percezione visiva, però tra qualche anno avrà anche la percezione tattile. Quindi a questo punto è un fatto di alzare l'asticella. Io ricordo a giugno scorso ho assistito a un keynote in un convegno a Napoli sulla chirurgia minimamente invasiva di un italiano illustre, che è un chirurgo italiano che evidentemente il nostro paese non ha coccolato abbastanza. Parlo di Pier Cristoforo Giulianotti, professore di chirurgia robotica a University of Illinois Chicago. Lui ha fatto vedere dei video utilizzando il Da Vinci di microchirurgia, che è un qualche cosa che il Da Vinci non può ancora fare, nel senso che ovviamente è come dare una macchina di Formula 1, un conto è se la guida un pilota tipo Hamilton. Io non ho grossa simpatia per la Ferrari perché questa è una lunga storia, insomma, no? Qualcuno forse lo legge, lo capisce tra le righe, perché io sono, diciamo, come dire, quando si va verso, diciamo, lo sport, io, diciamo, la mia fede, la mia passione in qualche modo prevale diciamo, sulla deontologia e comunque, dicevo, se Hamilton guida una macchina di Formula 1, in qualche modo è differente, nel senso che c'è uno strumento così, anzi, se la guida qualunque si corre il rischio di schiantarsi. Bene, io nei video di Giulianotti, quando ho fatto il keynote a Napoli, ho visto operato il cancro al pancreas, ho visto operazione delle vie biliari, che, diciamo, le vie biliari sono più sottili di uno spaghettino, per cui con i tool del Da Vinci è molto difficile farlo. Ciò nonostante a quel punto è un fatto di alzare l'asticella. Quindi se noi pensiamo in campo medico, gli esperti di chirurgia robotica, di robotica chirurgica credo che siano d'accordo, al fatto che noi mettiamo a disposizione degli strumenti tecnologici sempre più avanzati, a questo punto diciamo, il paziente ci pensa, ma tutto sommato attualmente la prostatectomia o l'isterectomia, più del 50% negli ospedali italiani si fa con la chirurgia robotica. E c'è una percezione del fatto che c'è un intervento più preciso, c'è un recupero post-ospedaliero più veloce e dovrebbe essere, ne parlavo non mi ricordo con chi prima, anche da un punto di vista sociale, dei costi inferiori. Ho utilizzato il condizionale perché? Perché Giancarlo l'ha detto che ci sono 5.000 sistemi Da Vinci installati nel mondo, forse non tutti sanno che l'Italia è il paese al di fuori degli Stati Uniti dove c'è il maggior numero di Da Vinci. Questo, cioè, in Germania, che ha quasi il doppio della popolazione dell'Italia, ci sono meno sistemi Da Vinci nelle camere operatorie. Se andiamo a vedere invece il numero di interventi fatti di chirurgia robotica, questo numero collassa tremendamente in Italia. Perché? Perché l'Italia soffre di queste difficoltà strutturali organizzative, nel senso che abbiamo i sistemi avanzati, abbiamo i chirurghi migliori, quelli che sono rimasti in Italia e quelli che poi se ne sono andati, diciamo, all'estero, tipo Giulianotti, però in qualche modo la struttura, la sala operatoria per un Da Vinci richiede la preparazione di un team, non è solo l'abilità del chirurgo, richiede la preparazione di un team, per cui in qualche modo il costo sociale non c'è ancora quello che gli economisti definiscono un ROI, un return of investment, sul fatto perché uno dei trocar, come quelli che ha mostrato Fanni, può fare 10 interventi e ognuno dei trocar costa 10.000 euro in media, quindi significa che ogni volta che uso un trocar c'è un costo fisso
di 1000 euro, moltiplicato per 3 perché sono 3 anzi per 4, no? Chiaro che ora Intuitive ha sviluppato il nuovo sistema che è stato presentato non so in quale presentazione, il single port, che ovviamente è così. Però un conto se io utilizzo un sistema al massimo della sua potenzialità, mentre invece in Italia per assenze ospedaliere, per difficoltà strutturali e quanto chi più ce l'ha, chi più ce ne metta, in qualche modo i sistemi non vengono utilizzati al meglio. Però di sicuro, tornando alla sua domanda, la percezione, il livello di accettabilità, grazie anche al ruolo della stampa, alla diffusione, a occasioni tipo il Maker Faire, sta decisamente aumentando. Questo, sta migliorando. Io poi sono un ottimista di natura. Per cui... Ecco, anch'io sono considerata una tecno-ottimista, benché sia solo una giornalista, e vi ringrazio, la cosa bella... Daniele vuole intervenire. Venga. Sul discorso delle macchine, sì. Io racconto sempre un episodio, ormai è più di un anno fa. Atterravo a Bruxelles e il pilota ha detto, poi siccome le condizioni di visibilità non sono buone, atterreremo col pilota automatico. Di cosa stiamo parlando? Se il rischio è stato dimostrato che in certe condizioni il rischio dell'operazione della macchina è inferiore al rischio di quello dell'operatore umano, credo che razionalmente non ci sia nessuna questione, e anche emotivamente forse conviene fare un passo avanti. Conviene fare un passo avanti, conviene questo salto culturale che stiamo aspettando ma che sta avvenendo. La robotica c'è, questo abbiamo capito, la robotica è qui per restare, sarà sempre più presente nella nostra vita, come dice il claim del nostro panel, è intorno a noi, dentro di noi, è con noi, e quindi la robotica sarà sempre più un partner dell'uomo. E per noi un partner dell'uomo, non un braccio che esegue un compito, ma un qualcuno che lavora con noi. Penso che sarà un mondo meraviglioso per i ragazzi che stanno crescendo adesso. Vi ringrazio tutti per l'attenzione di oggi, ringrazio tutti i professori qui presenti. Thank you, Mr. Baker, for being this. Just a few. Okay, we close in English then. Just because I think Celia Guimarães very much deserves this. Because as a final word of acknowledgement and thankfulness for you, I mean, normally, why the events at the technical conference are so boring? Because it's like, you know, the chairs of the session of the workshop, the chairs are scientists, engineers, boring engineers. You know, I consider the class of engineers are usually boring people. So I think a panel like this, a conference like this, which is moderated by a brilliant, smart journalist like Celia Guimarães from Rai News, gives so much added value to the discussion, to the dialogue. So I would like really, you know, just as like as a technical events, I mean, everybody should be in charge of their own skills. And the skill of professional, experienced journalists like her is that to stimulate the discussion from a different view, from a different angle, because otherwise, you know, it's the old same soup, you know. And this is really, you know. So I'm really excited about the grand event that we had in the opening. And also I want to acknowledge and thank the brilliant presentation by Alberto Arezzo, a passionate surgeon of technology and robotics, who gave, I'm sure you can catch his talk on the Maker Faire channel. It was broadcasted in streaming on last Friday. It was really brilliant. So it's the event of the grand opening, and then the two panels that we had, the one yesterday of drones beyond the hobby, and the one today, robots within and among and for us. I think, you know, they are really, you know, just these are really exciting times for robotics. So my humble wish is that, you know, all the youngsters will really. I have my motto. It's like my pals, they know this. My way of saying. One night I was with some colleagues in a beautiful setting of Sant'Angelo in Ischia, and it was around midnight, and we were having like
the last glass of red wine after dinner, and a colleague of ours was going to organize the next edition of this biennial conference. And spontaneously, maybe it was the adrenaline of the symposium and also the food and wine and the scenario. And I happened to say Roland, who is my friend at ETH, Polytechnic of Zurich, Roland Sigbert. You know him very well. I say, Roland, for the next edition, you really have to keep the gradient. Keep the gradient is a kind of inspiring motto which is now has been contagious, has become a sort of inspirational way to look ahead in a positive sense, to improve your own skills and also to the benefit of humanity. I think robotics is fulfilling this goal in a very smart way. Thank you. Thank you for your kindness. Thank you, everyone, for being with us today. Please take a look at the booths and have fun.